Buongiorno Lorenzo. Buongiorno signor Maggi. Bentornati ancora qua. Tornati ancora al nostro... Oh, Piatto Rico, guarda quanta roba che ci hanno portato. Mamma mia, questo bar è sempre molto generoso. È sempre ospitale soprattutto. Siamo sempre a Rovigo, nel bar del supermercato Ali. Siamo con il professor Maggi in vista del mitico Cense. Abbiamo la sede dell'università. Questo è un luogo importante per la città di Rovigo. Sì, tra l'altro fra poco comincerà la fiera, eccetera, eccetera. Ah sì, tra 3 giorni. Allora, no, volevo dirti, sai che l'altro giorno, un paio di giorni fa, sono stato al Teatro Sociale dove hanno fatto gli Oscar dell'agricoltura a livello regionale. Giustamente il presidente regionale della Coldiretti è di Rovigo, è Salvan, Sì. e giustamente ha portato un evento così importante nella provincia di Rovigo. Bene, Per me ha fatto benissimo e anzi gli faccio i complimenti in differita. E ho notato tantissimi giovani, c'era anche il presidente Zaia che ha fatto un discorso molto semplice e molto importante. Ha detto, purtroppo quando si parla di giovani si parla sempre in versione negativa, il giovane qua, il giovane là, però dopo fa molto più notizia un giovane che crea problemi contro il 90% dei giovani che sono veramente bravi e disciplinati. E questo è già... Professor Maggi, lei ha ragione, perché questo svilupperebbe, ci dà la possibilità, se vogliamo, anche e soprattutto grazie a lei, di sviluppare il famoso concetto che andava in voga decine di anni fa. Fa più rumore un albero che cade che non, ovviamente, una foresta che cresce. Poi dopo secondo me c'è anche un problema di discorso giovani, che è una società sempre più vecchia, noi non vogliamo mollare e quindi il giovane ci fa paura. Ci fa paura forse anche dal punto di vista atavico che ci porti del posto. Questo secondo me... Professor Maggi, questo non è vero. Secondo me sì, perché io che ho il tasto della mia generazione, Perché lei pensa vecchio? perché probabilmente pensiamo vecchi. No, pensiamo, lei pensa. No, io guarda, sono Sì, ha ragione. a pro che i giovani però per contro noi non molliamo tanto. Probabilmente No. è sempre stato così. No, questo periodo viene dopo il boom degli anni 50 e 60, il boom demografico. Adesso demograficamente, purtroppo ragazzi ce ne sono meno. È vero. Ed essendo meno, ecco la ragione per cui molte famiglie si lamentano, giustamente, ma perché i loro figli sono andati in Inghilterra, in Germania, in Gran Bretagna. Ma il problema è che la evoluzione della società è tale per cui siamo diventati giustamente cosmopoliti. Di fronte a queste cose, come lei sicuramente ha notato, abbiamo due reazioni che sono forti tutti e due, ma palesemente l'una contraria all'altra. Lo sviluppo della cosa, delle piccole patrie, cioè tutti chiusi in se stessi, ma non voglio, lo straniero che mi fa paura, il forestiero che mi fa 2 volte paura, quello di colore diverso che mi fa 3 volte paura, e quindi ci chiudiamo una parte. Un'altra parte invece si apre, è la Però dopo c'è anche un altro problema. contraddizione della società. Mi piace quando parliamo io e te, cominciamo con un argomento e ci espandiamo. Però un altro discorso è che perché i giovani si muovono, vanno fuori, noi che siamo figli degli anni 80, io e te, anni 80 piantavi €1 per terra e te ne spuntavano 10.000. Cioè, c'erano delle grossissime occasioni, c'era la famosa America, era qua da noi. Cioè, non siamo più riusciti a creare quei presupposti per avere un benessere anche in Italia. Quindi la gente si muove, le migliori risorse intellettuali se ne vanno via perché qua non trovano spazio, e la difficoltà economica è quella che poi dopo ci fa chiudere e ci fa paura. Ci sarebbe proprio bisogno di un nuovo rinascimento. Però mi permetta di essere
non puntuale, positivo e se possibile ottimista. Le faccio un esempio. La difficoltà nostra è dovuta a noi, cioè è dovuta agli italiani. Le spiego perché. Questa è la mia opinione. Allora lei, che è uomo di mondo, fatto militare a Cuneo. Fatto militare a Cuneo, complimenti. Allora, lei parte e va a Roma, scende dalla stazione Termini, alla stazione Termini, e che vuole un miracolo per ottenere un taxi. Ma le pare una roba seria? Cioè Roma, l'Italia, quinto, sesto paese manifatturiero al mondo, che si erge a grande capitale anche del movimento, che spende prigionieri di piccoli gruppi organizzati che frenano un paese intero. Frenano un paese intero. Dobbiamo fare questo. Ecco perché rapidamente i ragazzi vanno, cioè se lei va a Londra, cioè, non ci possiamo confrontare con Lubiana, anche se potremmo farlo. Potremmo anche farlo, potremmo farlo benissimo. Fa, no? Però i nostri interlocutori sono Parigi, Madrid, Londra, Bonn, Berlino. E i servizi cosiddetti essenziali noi non siamo alla loro altezza. Dobbiamo migliorare noi. Sì, in un'altra puntata parleremo di chi è questa responsabilità. Lei ha perché ragione. poi dopo, no, nel senso che l'imprenditore medio avrebbe tanta voglia di fare, però dopo la burocrazia da una parte, l'imposizione delle tasse è troppo importante. Allora un giorno parliamo quando vuole lei, dei servizi civili con l'interazione pubblico e privato, e la prossima puntata parliamo di questo. Intanto comunque fiducia ai giovani, fiducissima ai giovani, anche perché però visto che all'inizio parlavamo dell'agricoltura, in ogni caso è vero che tanti imprenditori giovani, però se non hai dietro la famiglia che c'ha un bel po' di terra, perché ci vuole il capitale, amico mio. Esatto, ci vuole il capitale. Su questo Hai capitale terriero.